Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Dopo il nubifragio che ha colpito la provincia di Catania a Torre Archirafi si spala fango, la testimonianza della donna che con il marito ha salvato 2 amici travolti dalla furia dell'acqua. Lo scempio della Timpa di Acireale, il capo della protezione civile regionale, è caduta più pioggia che a Valencia. Stuprarono nipotine, nonno e zio condannati a 16 anni, 12 per i genitori delle bambine che sapevano degli abusi e non denunciarono. La madre agevolava le violenze. Domani i funerali di Larimar, la quindicenne trovata impiccata a Piazza Armerina, aggredito da coetanei il fidanzatino conteso, sarebbe l'autore delle immagini intime che avrebbero spinto la ragazza al suicidio. L'operazione Meteora svela gli affari del clan Sant'Angelo e Mazzei che comandavano ad Adrano, 18 arresti, fatta luce anche su un omicidio nel 2016. Maxi evasione scoperta dalla Guardia di Finanza in diversi paesi europei, nel giro di false fatture fra società estere coinvolte 47 persone, sequestrati beni per 520 milioni di euro. Calcio, Catania e Trapani domani sera al Massimino, derby che pesa per i rossazzurri in crisi di risultati. Toscano, la squadra è arrabbiata con me. Bentrovati, in primo piano ancora i danni provocati dal maltempo. Siamo stati a Torre Archirafi, frazione di Riposto, nella fascia ionica catanese. È uno dei luoghi più colpiti dalla bomba d'acqua. Strade ancora devastate dal fango e auto trascinate in mare dalla forza dell'acqua. Ecco lo scenario che abbiamo trovato stamattina, ve lo proponiamo nel servizio di Tonino De Mana. Il giorno dopo l'alluvione quasi non sembra vero che questa strada era quella che vedete, con le auto trascinate dalla furia dell'acqua e finite addirittura in mare. Torre Archirafi si lecca le ferite e tira un sospiro di sollievo perché da queste parti ieri si è temuto davvero il peggio. Mezzi meccanici all'opera per rimuovere auto incidentate, le altre sono in acqua, detriti sotto un sole che riscalda e che indurisce anche il fango. Si ripuliscono case, garage e cantinati, c'è chi viene a guardare o semplicemente a portare solidarietà. Stanno lavorando intensamente quelle della protezione civile, io abito un po' più sopra. Sono venuto a dare un po' di solidarietà agli abitanti di Torre Archirafi. Poca voglia di parlare, il pensiero è rimuovere il fango ed avere un minimo di normalità. Vedo che lei è ancora provata per ieri. Mi sento sì, difatti non ho potuto uscire nemmeno con la macchina perché c'è la strada bloccata. Poteva andare peggio, le cose si sistemano, le persone, le vite umane no. Molte macchine le abbiamo viste scivolare in acqua come fossero sembrava un film. Sembrava un film, sembravano i giochi dei bambini, perché l'acqua, la portata dell'acqua, l'acqua è arrivata qui. Noi abbiamo avuto l'acqua fino al terzo scalino. E qualcuno pensa ai tanti bambini, forse quelli più scossi dall'impressionante furia dell'acqua. I bambini che vedevano dai balconi sono rimasti sotto shock. Praticamente anche i figli di mia nipote questa notte dice mamma, dice c'è l'acqua ci porta a mare, sono rimasti scioccati. Il 13 novembre 2024 si aggiunge al 13 marzo 1995. Stesse scene, stessa devastazione, ma per fortuna niente morti e niente feriti e a giudicare dalle immagini è quasi un miracolo. E adesso vi proponiamo la testimonianza di una donna che con il marito ha soccorso 2 amici trascinati dal fiume di fango. Sentiamolo. Madonna, le macchine a mare! Le macchine a mare! Io ora vedendo i video mi rendo conto che erano urla di panico, di disperazione, perché io quello che vedevo nei miei occhi non l'avevano mai visto. Vedevo queste macchine scendere ad una velocità impressionante, capovolgersi e riversarsi al mare. Lei che gridava? Cosa gridava? Credo che gridavo Madonna, le macchine a mare, salviamo Reitano, che è un nostro amico che era intrappolato nella macchina insieme ad una sua amica. Lei ha esortato il marito a fare un salvataggio, può raccontarci?
No, è stato sinceramente mio marito che noi avevamo visto questa macchina che si addentrava, noi abbiamo fatto marcia indietro, volevamo attraversare il torrente per raggiungere mia mamma, ma vista l'impraticabilità mio marito si è ricordato di quella macchina che si era inoltrato e ha detto sicuramente saranno in panne e andiamo a cercarli, e abbiamo fatto tutte le vie di Torre fino a che siamo arrivati all'altezza dove era bloccata la macchina. Sono stati momenti drammatici. Adesso che mi rendo conto, sì, in quel momento abbiamo solo pensato che li dovevamo tirare fuori perché già vedevamo tutti i detriti, compresa una grande botte che stava frenata da una ringhiera che stava per buttarsi a mare, quindi la stessa cosa sarebbe successa alla macchina probabilmente. Adesso quelle macchine sono in acqua, ma sembra fosse un film ieri. Sì, dai video che ho fatto, perché sono riuscita a riprendere degli attimi, sembrano dei film d'azione. Lei inizialmente urla, poi addirittura il marito diceva tieni il portafoglio perché... E mio marito quando ha visto che si è buttato, diciamo in strada, quella è una normale strada dove noi passeggiamo e l'acqua arrivava sopra le ginocchia, e ha detto tieni il portafoglio, perché noi non eravamo usciti per andare a salvare le persone o comunque andare in mezzo al fango. E invece avete salvato comunque 2 persone e non è poco. No, vabbè, si fa. Penso che l'avrebbero fatto tutti, no? È il capo della Protezione Civile regionale Cocina sui luoghi colpiti dall'alluvione. La sua prima tappa è stata la Timpa, franata all'altezza di Santa Tecla. È caduta più acqua che a Valencia, ha detto. I danni sono veramente ingenti. Tonino De Mano. Direttore, sopralluogo appena espletato. Allora, cosa ha la Timpa? La Timpa soffre innanzitutto di una sua peculiarità, che è un terreno fortissimamente scosceso, qua vediamo pendenze superiori al 100%, quindi un equilibrio instabile e delicatissimo, basta una pioggia per fare crollare i massi, terriccio, ed è quello che è avvenuto. Qui sembrerebbe che sia venuto qualche cosa in più, è crollato un terrapieno di un'opera privata che ha innescato questa grande colata che è lunga centinaia di metri, che quindi si è riversata sulla strada e l'ha ostruita. È un territorio delicatissimo su cui ora valuteremo qualche intervento da fare, però ripeto, il primo intervento è quello del rispetto del territorio, è una zona vincolata. Nessun morto, nessun ferito, nessun disperso. Ieri il prefetto ha parlato di miracolo. In parte miracolo, in parte devo dire che c'è stata anche un'attenzione particolare della popolazione. Teniamo conto che le popolazioni di queste zone sono sensibili ai rischi. Quanto è importante l'allerta? Perché probabilmente ha scongiurato tante vittime ieri. Quando piovono 500, cadono una volta 500 mm, piogge intense, avete visto fiumi di fango e di acqua, e non si può fare nulla per contrastarlo fisicamente. Occorre semplicemente che le persone non si trovano in quel posto, siano responsabili, che siano coscienti e allertate in tempo. Certo, se sono impreparati possono correre dei rischi seri. Qualcuno ha fatto un paragone con Valencia ed in effetti il quantitativo d'acqua non è stato da meno. Assolutamente no, il quantitativo d'acqua non è stato da meno, è stato paragonabile, anzi se pigliamo i 10 giorni prima superiamo i 1000 mm di acqua. Sono purtroppo eventi improvvisi in questo versante ionico rivolto al mare, generato dal surriscaldamento del mare. Aule e corridoi allagati, controsoffitti crollati, anche le scuole sono state colpite dal maltempo dei giorni scorsi. A Catania la situazione di emergenza in 2 istituti, a Siracusa gli studenti sono scesi in piazza per protestare. Orazio Longo. La conta dei danni si fa anche nelle scuole, quelle riaperte dopo la chiusura a seguito dell'inferno di acqua che ha colpito la Sicilia orientale. Così gli alunni del liceo Lombardo Radice di Catania hanno ritrovato il loro istituto scolastico alla ripresa delle attività, con parte del controsoffitto crollato a terra, nei corridoi e sui pavimenti di alcune aule che erano ancora vuote. Altri crolli, come si può vedere da queste immagini, anche al comprensivo Brancati. Si vede bene l'intonaco del soffitto che si è schiantato proprio in corrispondenza di un banco in prima fila. Fortunatamente nessun alunno era seduto lì. I vigili del fuoco, nella mole di interventi degli ultimi giorni, hanno effettuato la verifica di alcuni siti, ma la procedura dei sopralluoghi a cui puntava anche il sindaco Trantini è ancora evidentemente in fase iniziale. Con le piogge degli ultimi giorni lo stato delle scuole ha subito di fatto un peggioramento, forse anche a causa della presenza della cenere vulcanica caduta nei mesi scorsi e in certi casi è rimasta sui tetti, ostruendo così il deflusso dell'acqua piovana. Ipotesi tutte da verificare, ma l'acqua che entra nelle classi e nei corridoi, che diventano sorta di piccoli fiumi
fiumi, dove galleggiano libere anche le barchette di carta, non è solo a Catania. Tutti i comuni della costa ionica dovranno eseguire controlli ad hoc, intanto a Siracusa il liceo Corbino si è allagato. Gli studenti sono scesi in piazza con slogan e cartelloni per chiedere sicurezza nelle aule. Vogliamo studiare al sicuro, dicono, non è possibile che accada tutto ciò, rendiamo la scuola più sicura. Che vuol dire? Non doversi preoccupare di un controsoffitto che possa crollare sulla testa mentre si sta seguendo una lezione. Un auspicio che però deve fare i conti con i numeri degli incidenti nelle scuole. L'ultimo report dell'Osservatorio Civico sulla sicurezza parla di 69 crolli in Italia in un anno, con 28 di questi avvenuti al sud. Secondo Legambiente, una scuola su 3 ha bisogno di interventi di manutenzione urgenti. Al sud e nelle isole la percentuale sale a 1 su 2. Per Stromboli, devastata dal maltempo, la Regione chiederà lo stato di emergenza nazionale. Nell'isola intanto non si placano le proteste dei residenti che chiedono interventi urgenti. Francesco Triolo. La regione siciliana è pronta a chiedere al Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza nazionale per un anno per Stromboli per i danni causati dal maltempo di ottobre. Secondo una parziale stima della Protezione Civile regionale, i danni ammonterebbero a circa 5 milioni di euro. I primi lavori di somma urgenza sia a Stromboli che nella frazione di Ginostra sono stati già avviati con la dichiarazione dello stato di emergenza regionale per 6 mesi ed uno stanziamento di 2.800.000 euro. La delibera della giunta presieduta da Renato Schifani arriva nel giorno in cui sull'isola si è svolta la manifestazione promossa dalla Proloc e da un comitato di residenti di Ginostra, alla quale hanno partecipato oltre 150 persone che hanno sfilato per le strade di Stromboli chiedendo interventi immediati dopo le alluvioni che hanno causato danni consistenti. I manifestanti chiedono la messa in sicurezza dei 2 versanti dell'isola, quello di Stromboli e della frazione di Ginostra, e sottolineano la grave situazione di rischio idrogeologico e il pericolo incombente per l'incolumità degli abitanti. Appena c'è una nuvola nell'aria ti devi spaventare, se tieni i bambini per strada, ci stanno facendo vivere in un terrore. Quello che chiediamo è un intervento di emergenza, ma quando si tratta di emergenza bisogna intervenire immediatamente, non bisogna impelagarsi nelle pastoie della burocrazia. Serve al rilancio dell'isola, perché di questo passo andremo al naufragio, non c'è storia. Purtroppo la montagna sta scendendo con sempre più violenza. Quello che chiede la popolazione è una presenza stabile di una squadra di protezione civile per l'inverno. Nonno e zio Orco abusavano delle nipotine con il consenso implicito dei genitori, violenze durate almeno 12 anni su 2 bambine che oggi hanno 14 e 20 anni. Adesso il Tribunale ha condannato tanto nonno e zio che genitori a pene che vanno dai 16 ai 12 anni di carcere. Mario Viola. Nonno e zio abusarono sessualmente di 2 nipotine che al tempo dell'inizio delle violenze avevano meno di 10 anni. Episodi ripetuti che vanno dal 2011 al 2023 e lo fecero con il tacito consenso dei genitori delle piccole. Per l'accusa di violenza sessuale di gruppo e lesioni personali con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di parenti e con abuso di autorità nei confronti di minori di 10 anni, i 2 uomini sono adesso stati condannati a 16 anni di carcere ciascuno. Condanne anche per i 2 genitori accusati di omessa denuncia. A padre e madre sono state comminate pene a 12 anni e a 12 anni e 8 mesi di carcere. Le vittime, che oggi hanno 14 e 20 anni, sono state trasferite in una struttura protetta subito dopo la segnalazione del caso. L'indagine dei carabinieri, coordinata dalla Procura di Palermo, è nata dalla segnalazione di una delle 2 ragazzine che ha raccontato alla maestra di sostegno che quando aveva 9 anni il nonno e lo zio, approfittando del fatto che a casa non ci fosse nessuno, abusavano di lei sistematicamente. Nell'ordinanza di custodia cautelare vennero riportate le parole della vittima che descriveva in dettaglio le violenze subite. Abusi confermati anche dalla sorella minore con le stesse parole. L'accusa era rappresentata dalla procuratrice aggiunta di Palermo, Laura Vaccaro. Un romeno di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri di Siracusa e Ragusa per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e maltrattamenti. Il giovane costringeva la fidanzata di 22 anni a prostituirsi, spesso con la violenza fisica, vendendola ai clienti ritracciati anche con annunci online su siti di incontri.
Si terranno domani i funerali della quindicenne di Piazza Armerina, trovata senza vita vicino a un albero del giardino di casa. Il legale della famiglia dice: lavoriamo verso ogni direzione, il sindaco proclama il lutto cittadino, una lettera dei compagni di scuola dice: non siamo omertosi. Orazio Longo. Non siamo omertosi. Gli studenti del liceo frequentato dalla quindicenne di Piazza Armerina, trovata morta vicino a un albero del giardino di casa, non ci stanno ad essere definiti omertosi. Crediamo che in un momento di lutto e dolore come questo il primo passo, prima di ogni altro, sia il silenzio, che non è sinonimo di omertà, bensì di rispetto e riflessione, scrivono in una nota. Poi lanciano un appello a collaborare alle indagini. Chiunque abbia informazioni sulla vicenda e sappia qualcosa, lo esortiamo a parlare. L'avvocato della famiglia della quindicenne smentisce di aver incontrato la dirigente scolastica. Ho già detto tutto agli inquirenti, ribatte la preside del liceo. Non ho ritenuto fosse opportuno incontrare l'avvocato, mentre il sindaco del paese ha indetto il lutto cittadino per i funerali. Gli inquirenti continuano a privilegiare la tesi del suicidio e il fascicolo rimane quello dell'istigazione al suicidio dopo che l'autopsia avrebbe escluso segni violenti sulla giovane. Finché non ho elementi tecnico-scientifici che non mi consentano di escludere l'ipotesi dell'omicidio sostenuto dalla madre, continuerò a lavorare in ogni direzione, ha detto il legale, mentre nel corso della manifestazione in ricordo della giovane che si è tenuta a scuola, alcuni ragazzi hanno consegnato ai familiari della quindicenne messaggi di scuse per gli insulti che sarebbero stati rivolti alla figlia proprio durante quella lite che le avrebbe provocato un turbamento tale da farle compiere un gesto estremo. Il quindicenne, che sarebbe stato al centro della discussione tra la ragazza e una compagna di scuola, è stato aggredito da un gruppo di coetanei. Il giovane sarebbe stato rimproverato di essere l'autore delle immagini intime dell'adolescente che potrebbero essere state, secondo gli inquirenti, alla base della decisione di togliersi la vita. Riformare la sentenza impugnata e disporre il sequestro e la confisca dei beni negati in primo grado è la richiesta della Procura di Catania nell'atto d'appello presentato contro l'assoluzione pronunciata il 26 gennaio scorso dalla prima sezione penale del Tribunale nel processo per concorso esterno all'associazione mafiosa celebrato nei confronti dell'imprenditore ed editore Mario Ciancio Sanfilippo, di 92 anni. La famiglia Montana, che si era costituita parte civile, annuncia che non presenterà appello, rinnovando la fiducia ai PM del processo, mentre il collegio di difesa dell'editore sottolinea che l'appello del procuratore della Repubblica censura la sentenza di assoluzione di Mario Ciancio, riproponendo gli stessi temi che ormai da quasi 10 anni sono stati sottoposti alla valutazione dei giudici, sia nel procedimento di prevenzione che in quello di merito, e sino a oggi con un esito sempre sfavorevole alle tesi dell'accusa. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Un uomo di 50 anni, Vito Adamo, di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, è morto in ospedale a Siracusa dopo un intervento chirurgico di ernia alla colonna vertebrale eseguito in una clinica privata. La procura, dopo la denuncia dei familiari della vittima, ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia che è stata effettuata oggi. E adesso a Catania l'operazione Meteora svela gli autori di un omicidio del 2016 ai vertici di 2 clan ad Adrano. Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone appartenenti alle cosche Sant'Angelo e Mazzei. Eva Spampinato. La mafia non dimentica gente che naturalmente ha in qualche modo abbracciato quella che è una sorta di carriera criminale. E non perdona. Con i 18 arresti avvenuti all'alba di oggi e che hanno impiegato oltre un centinaio di uomini, la polizia ha chiuso un cerchio rimasto aperto per quasi 20 anni e che ha visto contendersi il dominio del territorio di Adrano tra i clan Mazzei e Sant'Angelo. Tutto parte dal triplice omicidio di Alfio Rosano, Daniele Crimi, Alfio Finocchiaro, avvenuto a Bronte nel 2006, e prosegue con una scia di sangue e vendette che arriva all'efferato omicidio del 2016 in cui a morire torturato fu Nicola Ciadamidaro, autore per il clan Liotta Mazzone del triplice omicidio del 2006. La vittima, uscito dal carcere nel 2014, si era tenuto lontano da Adrano, salvo poi tornarci fatalmente nel 2016. La vittima venne sequestrata, portata in una campagna isolata, seviziata e infine decapitata come ennesimo segno di ferocia del clan Sant'Angelo di Adrano. Il corpo non fu mai trovato, né il corpo e nemmeno il capo del Ciadamidaro.
Le indagini della squadra mobile Etnea e del commissariato di Adrano hanno preso il via dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giovanni La Rosa, che si definiva un killer perfetto. E quanto emerso attraverso le dichiarazioni dei collaboratori, poi supportate da tutta l'attività di indagine che ha comportato intercettazioni ambientali, telefoniche, telematiche, attività naturalmente di riscontro e attività dinamiche sul territorio. L'operazione Meteora, prosecuzione di quella meteorite del 2006, fa luce sull'ennesima tappa di una scia di sangue nel triangolo della morte, Adrano, Paternò, Biancavilla. All'omicidio del 2006 seguirono gli omicidi di Nicolò Liotta nel 2007 ad opera del Clan Sant'Angelo e come risposta quello di Francesco Rosano nel 2008, entrambi efferati. Rosano Francesco venne attinto mentre si trovava a bordo della sua autovettura in una strada di Adrano con 13 colpi di arma da sparo. Un vorticoso giro di fatture fra numerose società estere per frodare il fisco italiano. Sono 47 le persone coinvolte nella maxi evasione scoperta alla Guardia di Finanza. Manlio Viola. Una maxi evasione fiscale e sull'IVA attraverso false fatture per 1 miliardo e 300 milioni di euro. È quanto hanno scoperto Finanza e Polizia nel corso di un'operazione congiunta condotta sotto il coordinamento della Procura europea. L'inchiesta ha portato a 47 misure cautelari e al sequestro di beni per 520 milioni di euro. L'organizzazione si muoveva fra Palermo e Milano e aveva legami tanto con la mafia siciliana quanto con la camorra campana. È stato il GIP di Milano, su richiesta della Procura europea, ad emettere 34 misure cautelari di arresto in carcere, 9 di domiciliari, 4 misure interdittive. Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi anche 7 persone per le quali è stato emesso un mandato di arresto europeo. La maxi evasione sarebbe stata realizzata facendo passare prodotti informatici fra varie società estere per poi non pagare l'IVA all'erario attraverso crediti fiscali fittizi e creati ad arte, pur facendo pagare la stessa IVA al consumatore finale. Le false fatture avrebbero permesso di omettere pagamenti per 520 milioni di euro, pari all'importo del sequestro disposto. Congelamento preventivo dei beni anche per diversi immobili per un valore di 10 milioni di euro fra Cinisello Balsamo, Bellano, Chiavari, Noli, Milano e Cefalù. È entrata in vigore nel centro storico di Catania l'area pedonale Sciuti, spazi in parte già interdetti al traffico veicolare ma continuamente violati per l'assenza di rilevatori elettronici nei quali la Giunta Trentino ha fatto ora installare 5 varchi elettronici. Le telecamere sono adesso solamente in pre-esercizio con le sanzioni che potranno scattare solo tra un mese. Adesso una pausa, poi il calcio. Eccoci al calcio, Catania e Trapani di fronte domani al Massimino, derby che pesa per il Catania in crisi di risultati. Toscano parla del suo gruppo, la squadra dice è arrabbiata come me. Marco Carli. Un venerdì da derby siciliano per Catania e Trapani, che si sfidano in campionato e che si troveranno di fronte fra pochi giorni anche in Coppa. La gara della 15ª di Serie C vale tanto, forse più per gli etnei che provengono dalla sconfitta di Crotone, in cui hanno regalato un tempo ai calabresi e che hanno raccolto appena 3 punti nelle ultime 5 gare. Toscano ribadisce che vuole concentrazione per tutta la durata della partita. L'attenzione maggiore nei dettagli, perché anche a Crotone negli episodi abbiamo pagato a caro prezzo gli episodi negativi che ci siamo portati dalla nostra parte, però ho visto in un secondo tempo dove c'è la squadra, è viva, è incazzata anche come me per il risultato e per i risultati, e questa deve essere trasformata in energia positiva. I rossazzurri hanno ancora alcuni giocatori reduci da infortunio che non possono avere minuti sulle gambe come De Rose. Toscano dovrebbe rilanciare Beters e perdere Ierardi. E sull'eventuale reintegro di Chiricò non si sbilancia. Pensiamo a quelli che abbiamo al momento, dice. In casa Trapani, Aronica non avrà Vaglietti e Zuppel, rientrano dalla squalifica Silvestri e Crimi. Il reparto avanzato è uno dei reparti più determinanti in questo campionato del Trapani. In questo ti deve stimolare ad essere più concentrato e affrontare, essere per te una sfida affascinante di affrontare. Trapani-Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Massimino, considerazioni studio con la possibilità di interagire da casa al termine le interviste in anteprima con i protagonisti.
È tutto, grazie per averci seguito, buona serata.